Dopo appena una settimana si torna a giocare alla Palacicogne e i punti iniziano davvero ad essere pesanti, sia per la Came Treviso che per il Ciampino Futsal. Un ben ritrovati da Andrea Martucci che vi racconterà come sempre in diretta su futsaltv.it il match inserito nella sesta giornata della Serie A di calcio a 5. Si diceva di una partita importante, questo certamente per la Came che per l'ennesima volta ha letteralmente sbagliato l'approccio in una gara giocata lontano dalle mura amiche. La squadra di Silvio Rocha infatti nel turno infrasettimanale ha perso 6-1 in terra piemontese contro l'L84. Il Ciampino Futsal invece nel quinto turno è riuscito a muovere la classifica seppur con un solo punto dopo 2 KO di fila partiti contro l'Impulso Roma e Napoli, 2 corazzate a dire la verità. Gli aeroportuali hanno inaugurato il mese di novembre con un pareggio interno, risultato finale 1-1 nel derby laziale contro l'Active Network. Quella odierna per gli ospiti è la prima di una serie di fuoco composta da 4 gare ravvicinate oggi alla Palacicogne, appunto tra 3 giorni a Eboli dove fare i conti con la Feldi. Nel recupero del quarto turno il 7 infine riceveranno la visita dell'Ital Service Pesaro, un autentico tour de force. Allora andiamo a vedere quelli che saranno i protagonisti di questo match, partendo dalla formazione ospite del Ciampino Futsal con il 3 Messina, con il 7 Gentili, con l'8 Schinina, con il 9 Luca Sutton, con il 10 Pina, con l'11 Ferretti, con il 12 Gattarelli, con il 13 Palmeggiani, con il 14 Diaz, con il 17 Casassa, con il 20 Wow Sala e con il 22 Fadiguso. Per quanto riguarda invece la formazione di casa abbiamo con l'1 Pietrangelo, con il 2 Belsito, con il 7 Botosso, con l'8 Turco, con il 9 Del Gaudio, con il 12 Giappaveira, con il 14 Di Guida, con il 15 Fadiga, con il 17 Perrazzetta, con il 20 Azzoni, con il 22 Di Tano e con l'89 Saccono. Roche deve fare a meno di Sutton che si è fortunato ad un dito nella partita di domenica scorsa giocata e pareggiato 2-2 in casa contro la Meta Catania. Il primo arbitro è Nicola Acquafredda di Molfetta, il secondo arbitro è Gianluca Rutolo di Chieti, il crono è affidato a Martina Piccolo di Padova. Le due formazioni come di consueto si danno il 5 prima di entrare in campo. Una partita che vediamo come sarà approcciata dalla formazione di casa che insomma ha accecato completamente la trasferta nell'infrasettimanale di mercoledì scorso. È vero che mancava Sutton, ma la formazione bianco-blu sicuramente deve trovare gli equilibri giusti. Per quanto riguarda la formazione ospite, una buona possibilità, una buona opportunità per cercare di ritornare alla vittoria. Si tratta di mentalità, detto alla vigilia Angelo Schinina, detto Lillo, dovremmo essere bravi a sfruttare ogni occasione. Intanto attenzione che c'è un minuto di silenzio. Si diceva per quanto riguarda la formazione ospite con le dichiarazioni precare di Schinina che la squadra sua dovrà insomma metterci in mentalità e se ci si presenterà con la stessa testa avuta contro il Napoli andremo incontro a una figuraccia, ha affermato il giocatore. Se invece giocheremo concentrati e desiderosi di fare bene, vedi Mantova e in parte mercoledì, le soddisfazioni arriveranno. Questa dal punto di vista della presentazione del match che sta per iniziare con il calcio d'inizio che sarà affidato proprio alla formazione romana che ha il primo possesso di palla e che può condurre questa azione d'attacco subito immediatamente, che finisce in corner a proprio favore con Ferretti
e il pallone che viene preso da João Sala è posizionato per l'eventuale situazione di passaggio filtrante in area di rigore avversaria che non riesce per l'ottima chiusura a riccio della squadra in difesa della Camere. Intanto vediamo che in porta quest'oggi dal primo minuto non c'è Pietrangelo ma Riccardo Di Tano, questo per quanto riguarda la formazione di casa. Di Tano che osserva il passaggio del pallone su questo tiro tentato dalla media distanza dalla squadra ospite, quindi il risultato che permane ancora sullo 0-0 dopo 20 secondi di gioco, con il primo possesso sostanzialmente della sfera a favore della Came, con Turco che dà per Belsito, si fa trovare Giappa lateralmente sulla sinistra, cerca di portare avanti il pallone Turco ma la palla finisce fuori. In porta invece per quanto riguarda la formazione ospite abbiamo con il 17 Casassa, e intanto c'è il tiro, il fendente provato da Sacon con il primo tentativo da parte della formazione trevigiana, pallone messo calciato al volo di destro, un po' troppo di esterno con il piede da parte del giocatore in maglia celeste, con Belsito che prova a ritornare in possesso di palla, poi la stessa aveva già oltrepassato la linea nera, di spalle Diaz a mettere il pallone in gioco a favore dei propri compagni, in particolare del numero 11 Ferretti. Si porta avanti Diaz ancora dalla parte opposta, ha cercato il pallone di ritorno il numero 20 João Sala proprio per Diaz che si era andato a posizionare sul secondo palo, la palla non è filtrata e quindi c'è la rimessa in gioco anche a favore della formazione del Ciampino Futsal, che ora gestisce ripartendo dalla propria metà campo e cercando sul lato sinistro il laterale centralmente ancora per Pina, che ha cercato di allargare il gioco, palla che non arriva, che finisce praticamente nella panchina della Came Treviso, che ha la possibilità nuovamente di portare avanti il pallone con Turco sulla banda di destra, poi cerca un passaggio, non abbiamo capito bene cosa volesse fare il giocatore della Came, e poi c'è il sinistro con la risposta di Ditano su questo tentativo di Pigna, che ha provato a rendersi pericoloso, pallone che ora è gestito da Sacon con Belsito, il capitano, l'italo-argentino, che distribuisce per i propri compagni. Ora si fa vedere Giappa molto spostato lateralmente in questa fase della partita, il pivot della Came, che cerca evidentemente di far uscire il proprio difensore dalla consueta zona. Buon disimpegno da parte di Diaz. Poi ancora sul cerchio centrale del campo il numero 14 viene servito Pigna, ancora per Ferretti, una serie di passaggi, si va a finire con il pallone dato al portiere, si entra nella metà campo della Came, non si fa superare Giappa. Sulla destra per Diaz, fronteggiato da Belsito, lo scarico ancora all'indietro, ancora una serie di passaggi con il possesso di palla che sta continuando da parte del Ciampino. La palla per Pigna, cerca la verticalizzazione con Belsito, i due non si capiscono, la palla finisce ancora a disposizione della formazione di Banies. Siamo al terzo minuto di gioco, il risultato è ancora bloccato sullo 0-0, ma la partita la sta facendo decisamente la formazione romano. Gli aeroportuali stanno cercando di mantenere il possesso di palla in maniera costante, ed eccolo qui inquadrato il capitano Rodriguez de Pigna Gabriel, questo per esteso il nome, una sciabolata ha indirizzato sulla destra verso Lucas Ezequiel Diaz, pallone che non viene controllato da parte del numero 14, si riprende con il possesso di palla da parte della formazione trevigiana, che ora è con Turk che gestisce il pallone Sacon. Vediamo che si sposta ancora lateralmente Giappa, viene servito, si è portato sullo spazio Sacon, infatti cerca subito la verticalizzazione lo stesso Giappa per il numero 89, capisce tutto la difesa della formazione del Ciampino
Ciampino Futsal che prova a ripartire. Attenzione, ci sarebbe stato tutto solo Diaz, ma c'è la ripartenza della Kame che va vicinissima al gol, la chiusura incredibile da parte di Joao Sala che toglie letteralmente il pallone che si stava insaccando. Eccola qui il replay con il tiro deciso a botta sicura da parte di Giapavera. Si dispera il pivot della formazione di casa per questa occasionissima avuta all'interno del quarto minuto di gioco. Ancora Giappa che prova a recuperare il pallone, poi c'è un rilancio con il petto, esce dalla propria porta il portiere della Kame, serve sulla destra Turk, viene bloccato il biondo giocatore della Kame in rimessa laterale a favore della formazione di casa. Quando sono trascorsi quasi 4 minuti dall'inizio della partita, possesso di palla da parte degli aeroportuali, però alla fine l'azione più pericolosa l'ha costruita qualche minuto fa, qualche istante fa, diciamo cronologicamente parlando, a livello di calcio a 5, la formazione di casa con il tiro di Giappa ribattuto sulla linea di porta in fase difensiva da Joao Sala nel quadrato, intanto di spalle Pigna, uno dei protagonisti importanti, il capitano della formazione laziale. Ora è Belsito, la verticalizzazione, attenzione per Cossacon, il colpo di tacco a seguire, non trova lo specchio della porta, ben servito il cenno di ok verso il compagno da parte del numero 89. Eccolo qui il replay, non ha trovato lo specchio della porta, è andato in diagonale invece che far proseguire il pallone, anche perché dietro comunque c'era pronto l'eventuale intervento da parte di Casazza, l'estremo difensore classe 1992, e quindi eccolo qui le indicazioni del tecnico del Ciampino, il passaggio sul portiere, il possesso di palla a favore della formazione ospite, un tentativo di pressing accennato di Turk, poi quello di Belsito, ancora Turk, si alza il livello di pressing da parte della Kame, in particolare sul numero 14 Diaz che ha qualche difficoltà a girarsi, infatti ce la fa a portare avanti il pallone ma lo regala direttamente a Riccardo Ditano, che con tranquillità serve il proprio compagno. Turk libero sulla sinistra, il tentativo di destro provato da Sacon, ma la palla che finisce toccata difensivamente parlando da Gianluca Ferretti, le indicazioni da parte dei propri compagni. Turk, parte il tiro, pallone che finisce fuori, una serie di sostituzioni, entra Sutton col numero 9, ma non si tratta del Sutton della Kame che vi dicevamo all'inizio di cronaca, è ancora ai box per un infortunio, per un problema ad un dito, e quindi dovrebbe ritornare tra una decina di giorni in campo a disposizione di Silvio Rocha. Intervento da parte del Ciampino con questa ottima situazione, poi non si fa sorprendere Ditano su questo passaggio dentro all'interno della propria area di rigore e serve subito Sacon. Giapavera cerca di addomesticare la sfera, gli viene sottratta in fase difensiva da Luca Sutton con il pallone concesso davanti alla panchina degli aeroportuali. Tiro diretto direttamente del numero 89 tra le braccia senza alcun problema del numero 17 del portiere. Dall'altra parte il colpo di testa provato ancora da Sutton in posizione di pivot. Si allarga il gioco da una parte e dall'altra. Turk, Giappa, attenzione, la possibilità di intervento di Giappa ad anticipare il portiere, poi cade a terra il giocatore e si riprenderà con un calcio di punizione, mi sembra questa sia l'indicazione da parte dell'arbitro. Calcio di punizione che viene battuto, esce dalla propria area di rigore il portiere, cerca in velocità la ripartenza, poi c'è un rimpallo che favorisce la parata centrale senza problemi da parte di Ditano. Dall'altra parte ancora con la possibilità di gestire il pallone da parte di Botosso, Giappa e il nuovo entrato
in questa fase della partita non riesce a gestire bene il pallone. Entra anche Del Gaudio, qualche sostituzione sia da una parte che dall'altra dopo circa 6 minuti e passa di gioco in questo primo tempo, con il risultato che è ancora bloccato sullo 0-0. Si sono viste poche azioni da rete, se non appunto il salvataggio sulla propria porta da parte del Ciampino sul tiro di Giappavera, ma sino ad ora non si sono viste altre azioni davvero pericolose da far gridare al gol al pubblico presente qui al Palaciconia. Ancora la possibilità di gestione con Belsito. Del Gaudio per Botosso, si fa vedere, su di lui c'è il numero 8 Schininà, e poi c'è questo tiro cross all'interno dell'area di rigore che passa vicino ai piedi di Del Gaudio, che non è pronto a calciare in porta. Botosso, ecco qua il suo diagonale, ed era quasi arrivato all'appuntamento l'ex giocatore del Città di Mestre. Pallone che finisce tra i piedi di Saccona sul cerchio centrale del campo. Botosso non riesce a far proseguire il pallone che ora è tra le mani del portiere della Came Treviso, che ora cerca di gestire ancora questo possesso di palla con Botosso centralmente per Belsito. Ancora lo scambio tra i due. Del Gaudio cerca il pressing e quindi è costretto allo scarico all'indietro per il proprio portiere la Came. Del Gaudio, Belsito supera la linea del campo, si porta avanti il pallone. Del Gaudio prova il suo mancino e poi successivamente non ci pensa su due volte e poi ci prova anche dalla lunghissima distanza. Saccon è pronto ad entrare di guida, vedremo per chi entrerà il numero 14. Le ultime indicazioni date da Silvio Roscia proprio al giocatore che sta ancora vestendo il frontino, pronto comunque a entrare in campo in questa fase centrale della prima frazione di gioco, e quando il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Ha cercato di far proseguire l'azione Schininà, Angelo, classe 1991, senza avere grande risultato, e riconsegnando quindi il pallone alla squadra di casa di guida. Eccolo qui, pronto ad essere servito. La gestione l'esterno destro per Saccona. Del Gaudio cerca di andarsene via su Schininà riesce a mantenere la palla, però poi c'è un po' di difficoltà su questo scarico all'indietro. Esce bene comunque la squadra ospite con Messina, e poi c'è il tentativo con un presunto fallo forse su Di Guida. Si allargano le braccia, soprattutto Roscia protesta, c'è l'arbitro che si avvicina alla panchina della formazione della Came, redarguendo i giocatori che erano seduti, e quindi si riprenderà. Vediamo con una rimessa laterale probabilmente da parte della squadra ospite. Eccolo qui, non vediamo il pallone, viene rimesso in campo. Del Gaudio era caduto, forse c'era stato un intervento irregolare su di lui, ma si riprende con una rimessa laterale da parte di Botosso, che restituisce da fair play il pallone alla squadra ospite Diaz. Su di lui c'è Botosso, lancio lungo, l'uscita da parte di Ditano, che non ci pensa due volte a calciare di piede, ad anticipare gli attaccanti avversari che si erano portati innanzi alla propria area di rigore. Sutton per nuovamente Diaz, il passaggio laterale da parte di Schininà. Pallone che ora viene gestito in qualche modo dalla formazione ospite, che può ripartire con il numero 8 Schininà. Lungo rilancio, sbagliato completamente questo lancio da parte del giocatore con la maglia numero 8, e quindi sono passati sostanzialmente 9 minuti dall'inizio della partita che non sta offrendo
un granché dal punto di vista delle conclusioni verso la porta avversaria. Di Guida, attenzione del Gaudio, anticipato Sutton per Diaz, Diaz, e all'improvviso si accende la verticalizzazione del Ciampino che offre un pallone d'oro per Diaz che porta in vantaggio la squadra ospite quando mancano 10 minuti e 55 secondi. Nel replay il tocco sotto di Diaz e il vantaggio da parte della formazione del Ciampino Futsal, che all'improvviso fa male alla difesa della Kame dopo aver gestito tutto sommato in maniera tranquilla. La difesa della Kame ora si trova a dover subire questa rete, lasciato colpevolmente troppo solo il giocatore della formazione laziale, che è riuscito a superare il portiere. Quindi 0-1, partita in salita, ed ora la palla recuperata da Ditano. Vedremo quale sarà la reazione da parte della Kame su questa situazione anche dal punto di vista psicologico. Ricordiamo che appunto la formazione bianco-blu proviene da una netta sconfitta in trasferta in terra piemontese sul campo dell'L84, una partita condizionata sostanzialmente nei primi minuti, perché in poco tempo la squadra nero-verde si era portata in vantaggio per 3-0 e poi il risultato non è stato più recuperato. Del Gaudio ha cercato il dribbling per superare Messina, poi la chiusura del portiere, lungo rilancio assolutamente imprendibile per i propri compagni da parte del portiere. Sostituzione, Pina entra, pallone portato in avanti dalla formazione di casa con Azzoni che si blocca. Di Guida, verticale verso Giappa, attenzione Azzoni, viene messo a terra e c'è il calcio di punizione. Si tratta del primo fallo commesso dai giocatori ospiti, e 1-1 la situazione dei falli, 0-1 per quanto riguarda invece la situazione del risultato. La distanza indicata dall'arbitro, poi chiaramente si vanno a disporre i giocatori della Kame in campo. I giocatori di movimento in questo istante della formazione di Treviso sono del Gaudio, Giappa, Belsito e con tutti e 5 i giocatori. Intanto c'è il palo colpito da Sacona, anche un po' di sfortuna in questa partita su questo tiro a botta sicura del numero 89, il destro che colpisce il pallone con il quale finisce poi sul montante, e quindi il risultato rimane sullo 0-1, ma occasionissima, ghiotta occasione per riequilibrare le sorti di questo incontro da parte della formazione trevigiana. Intanto i due giocatori si guardano un po' in cagnesco, Diaz e Giappa, nessun problema, tutto risolto, pallone altissimo messo all'indietro e recuperato da Giappa, ancora con Azzoni, Di Guida ancora per Azzoni, Di Guida, rilancio lungo, l'anticipo di Pina, il capitano spedisce il pallone sul soffitto, nonostante il soffitto rispetto a quello che era il Paladosson qui al Palaciconia è molto più alto. Ricordiamo per gli amici, soprattutto gli appassionati di futsal che sono di fede del Ciampino e che stanno seguendo da casa la partita, si saranno accorti che il campo, il palazzetto non è quello della scorsa stagione, non si è più al Paladosson di Dosson, ma si è a Ponzano Veneto al Palaciconia, e c'è stata anche la ridenominazione
del nome della società da Came d'Ossona a Came Treviso. E stessa cosa è successa quest'anno, quest'estate, anche per il Ciampino Futsal, cambiata denominazione, cambiata un po' lo stemma, il logo societario, 3 colori sociali, il giallo, il rosso e il nero con il consueta anche disegno dell'aereo. Insomma, gli aeroportuali non per niente si chiamano così. E prova di sinistro un pallone che poteva filtrare verso la porta avversaria. Azzoni si fa anticipare molto bene da Diaz. E poi intanto c'è un'ammonizione, viene ammonito il numero 12. Viene ammonito il numero 12, vale a dire Gattarelli, ammonito per evidentemente proteste vicino all'arbitro, che ora va a dare questa indicazione alla crono, che va a segnare questa appunto ammonizione, la prima ammonizione della partita. I falli sono 1-1, quindi dal punto di vista così, insomma, disciplinare della, tra virgolette, cattiveria della partita non ci sono stati grossi problemi. Appunto non è assolutamente sino ad ora una partita fallosa. Girata di Giappa per Azzoni, che in corsa prova a calciare con il collo della gamba destra, ma alza letteralmente il pallone altissimo e quindi nessun problema. Intanto c'è una time out, il primo time out della partita richiesto da Ibanez, e quindi sentiamo invece dall'altra parte le indicazioni di Silvio Rocha. Due cose in difesa che si sta facendo danno quando saltiamo al portiere, quindi adesso non saltare, salvo che sia come quella volta sacco che era vicinissimo, là salto, se non sono vicino non salto più, va bene? Grazie. E poi la transizione, cosa succede? Noi cerchiamo di non tutti passare la linea della palla, quando già la controlla dà mozioni, per opzioni un po' più da dietro, va bene? Se dobbiamo spendere fallo, spendiamo fallo, va bene? Importante, fase difensiva, difesa, non possiamo pensare di attaccare solo persone che devono segnare, devono non prendere, in attacco palla Giappa, palla lui, andiamo emozioni tutti i giocati con personalità, dovete rischiare, ho detto a parte che deve rischiare, si va male o si va bene è un altro discorso, giochiamo con personalità, va bene? Dai ragazzi, Allora, avete sentito le indicazioni da parte del tecnico della Came Treviso, mentre le telecamere hanno indugiato in qualche istante fa invece nella parte della panchina della formazione ospite, con le ultime indicazioni che ora stanno arrivando in campo verso Diaz da parte del tecnico della formazione del Ciampino Futsal. E ora avete sentito un po' così quello che ha detto Rocha. Sostanzialmente ha sottolineato il fatto che bisogna pensare anche alla fase difensiva. In quest'ultimo periodo sta veramente prendendo tantissimi gol, perché la voglia evidentemente da parte dei giocatori in maglia bianco-blu è quella di cercare di accorciare subito le eventuali distanze, i gap che si creano nell'eventualità della propria squadra passi in svantaggio, però bisogna fare sempre molta attenzione a lasciare troppo spazio alle incursioni in velocità. Intanto ottimo il possesso di palla da parte della formazione degli aeroportuali, che riescono a mantenere con grande facilità il pallone. Si va per Pigna, ora per Ferretti che punta Giappa, si allunga forse un po' troppo il pallone, infatti è così. Ha lasciato fare Giappa, aveva visto che il proprio avversario che si stava trovando di fronte avrebbe un po' sbagliato il contatto con il pallone. Ben per lui. Dall'altra parte
Viene segnalato l'ultimo tocco da parte di Turco, un po' le proteste accennate su questa decisione arbitrale, ma si prosegue con la ginocchiata in anticipo e poi di Sacon, poi dall'altra parte l'uscita dalla propria area di rigore del portiere Casassa, e parlano i due giocatori, segnale di ok, pacificazione un po' così tra i due giocatori. Intanto c'è Botosso che sul pressing è costretto a lanciare verso Ditano, che non ci pensa due volte e lancia verso la porta avversaria. Mancano 6 minuti, poco meno ormai, alla conclusione del primo tempo, risultato che vede la formazione ospite in vantaggio per 1-0 con Diaz, che ha realizzato praticamente al 10° minuto di gioco, esattamente quando mancavano 10 minuti e 55 secondi al termine del primo tempo. Fallo commesso da Giappa, si tratta del secondo fallo che arriva segnalato dal tabellone. 2-1 i falli per la squadra di casa, con Ibanez che va a parlare con l'arbitro che gli stava più vicino. È liberissimo Schinina, si preferisce alla verticalizzazione, poi alla fine del pallone carambola proprio per verso il numero 8 Ferretti. Schinina per questa serie di passaggi, un reticolato di passaggi che sta mettendo in difficoltà la Kame in questa fase della partita. Poi ci deve pensare Botosso a spazzare via nei pressi del limite della propria area di rigore. Era ripartita bene la squadra degli aeroportuali, che ora hanno la possibilità di gestire ancora il pallone. Schinina per il proprio capitano, l'ottima triangolazione, tipica azione di futsal con il pallone di ritorno. Botosso in mezzo a 4 avversari, Botosso poi si fa toccare il pallone e c'è la rimessa, c'è l'angolo. Sembrava di aver visto l'arbitro che sta indicando la rimessa dal fondo, e invece c'è questo angolo. Turco è preso un po' in contropiede, deve gestire il pallone dando a Ditano, e poi con i pugni il collega dall'altra parte è costretto a mettere il pallone fuori. Le indicazioni che arrivano di Turco verso i propri compagni. Ferretti è pronto a bloccare Sacon, Schinina Giappa. Sacon si libera però dalla marcatura del giocatore, ma gli rimane un po' così debolmente calciato il pallone dal giocatore della formazione di casa, che ora deve fare attenzione a questo lungo lancio con Sutton. Schinina sbaglia tutto questa volta il giocatore. 4 minuti e 31 secondi al termine del primo tempo, risultato che è a favore della squadra del Ciampino Futsal, che ora deve difendersi ma senza alcun problema. Su questo lancio non arriva perfettamente il pallone tra i piedi di Sacon. Dall'altra parte, attenzione, c'è il tiro, la girata di Sutton, liberissimo, lasciato completamente troppo solo dal numero 89, che non è riuscito almeno a bloccare fisicamente il tentativo del giocatore avversario. Quindi buona questa occasione da parte della squadra di Ibanez, che ora è in fase difensiva in attesa di Botosso, che in qualche modo recupera il pallone. Botosso, il sinistro provato
dal numero 7 Edoardo Botosso, classe 1999, qui inquadrato. Ha provato, era rientrato in qualche modo in possesso di palla arpionandola e poi se l'è portata avanti e ha tentato direttamente il tiro verso la porta avversaria. Pallone che ora viene gestito da Silvio Rocha, come di consueto lo consegna al giocatore che deve battere la rimessa laterale, Schininà. Pallone centrale recuperato da Botosso. Botosso per Giappa, ha cercato questo passaggio filtrante, capisce tutto Ferretti e mette il pallone sul fondo. A 3:43 dal termine, Botosso ripreso di spalle dalla nostra telecamera a bordo campo. Nel frattempo Sacon mette il pallone in mezzo e non arriva l'appuntamento Turk, pallone filtrante ancora una volta vicinissimo alla rete, la formazione di Treviso. Eccolo qui, proprio per centimetri non è riuscito a trovare con il piatto, con l'interno del piede destro, l'eventuale impatto con il pallone il giocatore della Kame. 3 occasioni da rete nitide per la Kame in questo primo tempo, 2 per la formazione ospite che è stata più cinica. Intanto c'è un tiro ribattuto dalla distanza sul quale poi c'è questa liberazione dalla propria metacampo da parte della squadra ospite. Bel sito, va nel punto indicato dall'arbitro. Botosso per Sacon, su di lui c'è Schininà ed ecco Giappa, 2 uomini su di lui, e Schininà che gli mette il pallone in rimessa laterale. Arriva Belsito, Botosso si muove più in avanti, si fa vedere Giappa, viene il servito, pallone, attenzione, che quasi stava per causare un'autorete, però era talmente lento che non ci sarebbe stato nessun problema. Un contatto tra Sutton e Ditano, con le proteste del portiere con la maglia numero 22 tutta nera della Kame, che avrebbe voluto un intervento arbitrale, invece non è così. Si riprende con Schininà e incredibilmente il pallone non entra. C'è stata qualche deviazione che non ha permesso che la palla calciata dai giocatori della formazione ospite non entrasse. Dopo al limite lo vediamo nel replay cosa è accaduto veramente. Numero da parte del numero 11 Ferretti, che poi recupera ancora la palla, è molto più in palla Ferretti ancora. E intanto c'è un brutto intervento, dobbiamo dire, sul giocatore della Kame. Ritorna in panchina Schininà, la stessa cosa la fa Ferretti, che insomma, ecco qui l'intervento, insomma, in qualche modo è stata brava la difesa della Kame a non dare la gioia della seconda rete alla squadra ospite, che ha cercato in tutti i modi di portarsi con un doppio vantaggio, magari al riposo, quando mancano 2 minuti e 16 secondi prima di andare appunto negli spogliatoi a riflettere, a pensare su questo primo tempo. Una Kame decisamente sottotono rispetto agli standard che siamo abituati a vedere nelle partite in casa. Effettivamente la mancanza di Sutton si fa veramente molto sentire, e questo chiaramente fa anche pensare un po' a quello che sono le prospettive e le risorse della rosa della Kame, che magari potrebbe pensare a cambiare qualcosina nel mercato futuro. Anticipo di Joao Salla, ma c'è stato l'ultimo intervento da parte di un giocatore della Kame, e Ciampino che sta facendo sostanzialmente la partita molto bene, con questo passaggio di ritorno e poi la palla che
schizza via con Joao Sala, che sperava che un proprio compagno fosse vicino da quelle parti, ma evidentemente il compagno era troppo distante da quella posizione. Palla portata avanti dalla numero 7 Edoardo Botosso, bel sito del Gaudio, bel sito ancora di Guida, lo sganciamento sulla destra per Del Gaudio, Botosso ancora in possesso di palla, Del Gaudio, su di lui c'è il pressing di Diaz, ottima la difesa da parte del Ciampino, che lascia pochissimo spazio alla squadra di casa. Nel frattempo c'è il fischio dell'arbitro per il terzo fallo commesso ad 1 minuto e 11 secondi dalla squadra ospite. Cerca in tutti i modi di chiudere almeno in parità questa prima frazione di gioco Del Gaudio. Ancora fallo commesso da Joao Sala, il numero 20, classe 1996. Botosso quasi non si era accorto del passaggio. Botosso, ancora grandissima la fase pre-difensiva, diciamo così, del pivot, il numero 9 Luca Sutton. Botosso, parte il tiro e questa volta arriva la parata decisa in tuffo del numero 17 Mirko Casassa, ed è chiamato il time out questa volta dalla formazione di casa, ma vediamo le nostre telecamere dove si avvicinano ed eccole qui verso la panchina ospite. Guarda, Andiamo di trás, non sai si vede qua, solo c'è uno sinistro di loro, che è uno con la barba non si può. Numero 9, Del Gaudio. Per favore, che giochi laterali, che lo vada. Tipo, dentro la palla al vivo, sto indietro, aspetto. E facciamo dall'altro da lui. Guarda, dillo di ferro. Joao e raga. Arbitro. Abbiamo sentito quindi le indicazioni, in particolare da parte di Ibanez c'era stato, diciamo, un attenzionamento nei riguardi di Del Gaudio, il giocatore con la barba, come ha cercato di indicarlo ai propri giocatori. Indicazioni perché evidentemente hanno paura del tiro di Del Gaudio, che in questa stagione ha già avuto la gioia del gol per 2 volte. Angolo, pallone che viene dato a Giappa, sa con la ribattuta da parte della difesa aeroportuale, sa con Giappa, bel sito, Del Gaudio, Giappa, si accentra Giappa, attenzione a questo pallone dato male all'indietro e non può far altro che spararlo in avanti il portiere della Cam. Le indicazioni di Silvio Rocha per questi ultimi secondi del primo tempo, vede la sua squadra sotto di una rete. Ferretti, l'ottima chiusura da parte di Belsito, e poi dall'altra parte non è riuscito a far proseguire in transizione veloce il pallone Del Gaudio verso lo stesso capitano, che ora dà indicazioni proprio a Del Gaudio di battere lui la rimessa laterale per l'eventuale tiro. No, questa volta preferiscono con questo passaggio, poi non abbiamo capito bene cosa volesse fare Sa con pallone lungo, la deviazione, sfiorato il pallone da Del Gaudio. Mancano 10 secondi e 6. Il corner sarà l'ultima azione di questo primo tempo con la formazione ospite, che è un schininà, movimento da parte dei giocatori della formazione. Tanto vediamo che c'è qualche indicazione da parte
dell'arbitro evidentemente su quello che è il cronometro. Ancora qualche secondo. Tutto a posto, quindi si potrà riprendere con questo corner che sarà battuto dalla sinistra. Solito movimento, pallone che finisce sul corpo del Gaudio. Sono passati appena 2 secondi sulla rimessa. Il pallone però mi pare di capire che verrà consegnato alla Kame, infatti è così l'indicazione con il braccio da quella parte verso la parte d'attacco della Kame. La chiusura del portiere con i pugni, attenzione, e ancora la grandissima parata proprio a 4 decimi dalla fine. La Kame ha avuto ancora una volta una ghiotta occasione per trovare la via della rete, per andare negli spogliatoi con il risultato di 1-1. La deviazione da parte della difesa non si è capito cosa sia successo, infatti era partito troppo presto il cronometro, il crono che adesso deve rimetterlo a posto. Aveva fatto partire il cronometro evidentemente Martina Piccolo di Padova un po' troppo presto, è stata presa un po' in contropiede dal movimento di Sacona che stava per battere questa rimessa laterale. Formalmente credo che manchi un 2-3 decimi alla fine di questa, un decimo dice, vediamo se c'è il tiro diretto, e così si conclude il primo tempo con la prima frazione di gioco che vede al suo termine la formazione ospite in vantaggio per 1-0. Ci sentiamo ad inizio ripresa.
sta per riprendere il match tra la formazione della Came Treviso e il Ciampino Futsal. Al termine del primo tempo la formazione ospite è in vantaggio per 1-0, arrivata dopo 9 minuti e 5 secondi. Rivediamo com'è nata. Pallone recuperato e dato sulla destra del fronte d'attacco del Ciampino a Diaz, che supera con un tocco il portiere avversario e quindi porta in vantaggio la propria squadra. Oltre a questa azione il Ciampino ha costruito sostanzialmente un'altra situazione per poter raddoppiare. Dall'altra parte la Came Treviso, nonostante non stia offrendo un gran bel gioco, cosa che eravamo abituati a vedere nelle precedenti partite, sottolineiamo che si sta facendo veramente sentire molto l'assenza di Sutton, il Sutton ovviamente della Came. Nonostante appunto il gioco non dei migliori, la formazione di Silvio Roscia ha avuto comunque qualche opportunità, prima per portarsi in vantaggio per prima e anche per eventualmente trovare la via del pareggio. Vedremo quale sarà l'atteggiamento durante i prossimi 20 minuti di gioco qui alla Palla Cicogna, sia da parte della squadra di casa, ecco qui inquadrati intanto dalla regia condotta sempre magistralmente da Italo Morao, con i colleghi cameraman che ci hanno fatto vedere un po' di spettatori che stanno assistendo a questa partita. E ora da bordo campo l'ingresso in campo della Came Treviso con i giocatori che stanno parlando un po' tra di loro. Vedremo se ci sarà anche spazio a qualche giocatore che spesso e volentieri è in panchina. Allora, per quanto riguarda così i marcatori, quella odierna è la seconda marcatura stagionale per Diaz, che raggiunge Petrov a quota 2, Schinirai a 3 e Joao Sala a 3. Per quanto riguarda la Came Treviso, abbiamo, tanto sta per iniziare la ripresa, dicevo, per quanto riguarda la classifica marcatori della squadra trevigiana. Abbiamo Sutton e Giappavera con 4 reti, con Del Gaudio e Turk con 2 e Cossa con una rete. Intanto osserviamo questa azione d'attacco, andiamo in cronaca sulla partita con questa iniziativa da parte degli aeroportuali che provano in qualche modo a rimanere davanti grazie ad una deviazione da parte della difesa della Came in questi primi 18 secondi dall'inizio del secondo tempo. Sacon, viene richiamata la distanza, pallone calciato malissimo, però c'è stata anche una deviazione su questo tentativo di Ossala, che va nei pressi del punto indicato dall'arbitro per rimettere in gioco la sfera. Corner Diaz, la chiusura di Turk, questa volta la carambola favorisce Turk, che di mancino è pronto a dare il l'assa con per Belsito, l'aggancio ottimo di Belsito, poi l'uscita da parte del portiere Casassa. Scusate, intanto il pressing portato dalla Came, ecco, quello che è mancato soprattutto è il pressing sui portatori di palla avversari, cosa che costituisce una delle maggiori caratteristiche della Came quando è al completo, per recuperare, per trovarsi già vicino alla porta avversaria e colpire immediatamente cercando il tiro immediato. Giappa, Belsito,
circolazione di palla, Giappa molto arretrato, non c'è nessun giocatore della Kame che ora è all'interno dell'area di rigore avversaria, tutti distanti i giocatori della Kame che preferiscono il mantenimento del pallone. Appena detto, con questo sbaglio Turk ci smentisce. Ferretti, il pressing, attenzione di Giappa, pallone gestito in qualche modo dal portiere, il rilancio con le mani, il colpo di testa di Belsito, Sacon messo a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare, forse c'era stata una spinta. Giappa ha provato un esterno destro, pardon, per cercare di liberare il proprio compagno. Turk porta avanti il pallone come di consueto, come fa con il mancino. Belsito supera bene l'avversario diretto, poi torna indietro. Belsito si va a posizionare come ultimo uomo nello scacchiere della formazione della Kame. Sacon, due giocatori della Kame nei pressi dell'area. Giappa si vede chiuso a ogni via e quindi si deve riprendere con la rimessa laterale nella zona d'attacco sul settore di sinistra. Turk porta avanti la palla, parte Sacon, un dritto per dritto da parte del giocatore della Kame che si dispera. Vedete appunto l'appoggio di Giappa, il pallone che finisce fuori. Ancora una buona occasione da parte della Kame, che mi sembra essere partita con un piglio diverso rispetto a quello che era capitato nel primo tempo. Turk trova il corpo di un avversario, poi Turk sta per perdere il pallone, poi con una scivolata frena la eventuale ripartenza. Il numero 8, pallone sul quale cerca di intervenire il Turk, il pressing, attenzione alla ripartenza, tutto libero Pina e poi si allunga, occasionissima ghiotta occasione che poteva crearsi per il Ciampino, non è riuscito a tenere il possesso di palla. E tanto c'è Giappa, Belsito, Giappa, su di lui c'è Joao Salla, ancora Giappa, parte il tiro ed è stata pronta la risposta di Ferretti, la ribattuta. Intanto c'è il pallone calciato alto sul quale era impossibile l'intervento di alcun giocatore della Kame. Joao Sala, pericolosissime questi passaggi laterali nella propria tre quarti e poi un tentativo un po' morto sul nascere da parte di Sacon. Qualche problema alla spalla destra per Casassa. Infatti l'abbiamo appena rivisto ancora una volta, porta stregata questa sera per la formazione della Kame, che restituisce da fair play il pallone all'estremo difensore qui inquadrato, che ora si è ripreso lungo il rilancio in una zona assolutamente deserta di giocatori della propria squadra e anche avversari. Sacon, Turk preferisce il passaggio dall'altra parte, viene sbilanciato. Il primo fallo di questa seconda parte del match. Turk, bello il pallonetto, attenzione Turk, poi il rimpallo, il pallone è stato toccato da Casazza e fatto
carambolare su Turk, che non ha avuto neanche la soddisfazione di poter guadagnare il possesso palla con una rimessa in gioco all'interno della metà campo avversaria. Diaz si gira bene Sutton, pallone Pepina, saltato Turk, pallone in mezzo, c'è stato l'intervento di Giapa e poi il fallo commesso in attacco sul capitano, che si sta rimettendo a posto proprio la fascia da capitano, e si becca il cartellino giallo Pietrangelo, il portiere. Quest'oggi ci sono stati due ammonizioni, una per parte, e tutti e due i giocatori quando erano in panchina. Questa è la particolarità di questa gara, quando mancano 15 minuti e 52 secondi al termine del match, con il Ciampino Futsal che sta cercando in tutti i modi di mantenere il vantaggio. Sarebbero 3 punti molto importanti per la squadra di Banias, e dall'altra parte invece la Kame, come avete visto in questo caso, sta cercando in tutti i modi di trovare la via della rete per pareggiare almeno i conti in questa fase della partita. Chiaramente stiamo parlando di una gara equilibratissima. Ecco qui con il replay, con la parata da parte del portiere a 2 mani. Giapa, Turk, vediamo se si accende ulteriormente il numero 8 della Kame, che viene portato fino al fondo, e addirittura c'è il capitano che si becca la munizione. E arriviamo a 3 falli, compiuti in appena 4 minuti e 58 secondi. Le indicazioni sul punto esatto dove essere collocato il pallone da parte dell'arbitro, con la panchina del Ciampino Futsal assolutamente insoddisfatta per la decisione arbitrale. Avevamo detto prima che gli unici cartellini gialli erano stati esposti per giocatori che erano in panchina, e appena adesso abbiamo visto che appunto è arrivata la munizione anche per un giocatore in campo, e si becca anche la munizione Schinina. Ammonito l'8. Si riprende il gioco con questo calcio di punizione. C'è Botosso che cerca di partire subito con il destro, provando a trovare sguarnita il primo palo della squadra avversaria. Non è così, poi pallone che si alza, la rimessa laterale ancora per la Kame. Botosso, Sacon cerca di superare l'avversario, poi c'è Turk, la chiusura ottima con i piedi in uscita dalla propria area di rigore da parte del portiere della Kame. Giapa si fa togliere il possesso, e c'è una brutta intrataccia. Attenzione che questa è veramente una brutta intrataccia di Sutton su Turk, sul cerchio centrale del campo, e si tratta del 4º fallo. Attenzione perché si stanno scaldando un po' gli animi in questa seconda parte della gara. Nel primo tempo tutto sommato le cose sono state tranquille, ma superati da poco i primi 5 minuti di gioco si trova con un handicap la squadra ospite, visto che è bensì in vantaggio per 1-0 come punteggio, ma ha fatto già 4 falli.
Bel sito, Sacon, Botosso, pallone dato bene per bel sito, a parte il tiro, il puntone da parte del numero 2, ma la palla esce abbondantemente a lato della porta della formazione laziale. Rilancio, pallone, attenzione, controllato da Botosso, il tiro in caduta, poi cade a terra Schirina, si rialza, nessun problema, ha qualche difficoltà a uscire dalla propria metacampo in queste ultime fasi di gioco. Ancora il pressing della Kame che evidentemente si è alzato su indicazioni tra il primo e il secondo tempo negli spogliatoi. Queste probabilmente sono le cose che sono arrivate come situazioni di gioco da migliorare. Intanto c'è ancora un fallo, attenzione, attenzione, perché ci potrebbe essere il cartellino giallo. Continuano le proteste di Sutton, deve fare molta attenzione il numero 9 a non continuare a protestare, e intanto viene mandato fuori un componente dello staff tecnico del Ciampino, e intanto si tratta del quinto fallo. Mancano 13 minuti e 25 secondi al termine della partita, 5 falli da parte della squadra ospite che insomma ha già sprecato l'intero bonus a propria disposizione. Deve fare attenzione a non commettere un altro fallo. È evidente che la formazione di casa può giocare anche su questo fattore. Pallone all'indietro, ora Schirina, gestione, bel sito, attenzione, Ciapa, trovata il muro da parte del portiere, grandissima la parata da parte dell'estremo difensore del Ciampino, con questo tentativo risolto da Casassa, che ha messo il corpo, il proprio busto, per respingere il tentativo da parte di Ciapa. Poi dall'altra parte Schirina trova il corpo di un compagno di squadra, Sutton in particolare, e quindi regala la rimessa laterale a favore della Kame. 12-36 secondi al termine della partita, 1-0 per la squadra ospite, che sta cercando in tutti i modi di stringere i denti per portare a casa l'intera posta in palio, mentre dall'altra parte la Kame vuole stringere i tempi per cercare almeno in questa fase della partita il pareggio. Del Gaudio, parte il destro, la respinta plastica ancora di Casassa, con il portiere che a questo punto mette a disposizione dei compagni il pallone, che ora viene gestito con la chiusura ottima di Del Gaudio, e quindi il tentativo di Botosso, e pallone che finisce sul fondo. Botosso ha trovato anche la deviazione e quindi l'arbitro indica il corner. A metà del secondo tempo si alza il livello di pathos di questa partita. Del Gaudio, la parata ancora doppia da parte di Casassa. Saracinesca Casassa in questa partita, sicuramente ottima prestazione da parte dell'estremo difensore, e quando è così vuol dire che evidentemente la squadra avversaria si è resa pericolosa moltissime volte. 11:31 al termine del match, stringe i denti in tutti i modi la squadra laziale, parte il tiro, un destro che non gira a sufficienza
da parte di Guida, che ha cercato di trovare dalla lunga distanza la porta avversaria. La rimessa, pallone recuperato, ancora però la palla è gestita per un attimo solo dal Ciampino Futsal. Questa volta ritorna subito il pallone nel possesso di palla i bianco-blu della Came Treviso. Botosso, bel sito, pallone in mezzo, Schinina sul primo palo a spazzare via dalla propria area di rigore e a mettere il pallone sul fondo. Non riesce più a uscire dalla propria metà campo letteralmente la squadra ospite, che è in chiara difficoltà. Del Gaudio, parte il tiro e ancora la risposta del portiere. Anticipato Botosso dal numero 10 Pigna, il capitano. Botosso per Di Guida, la triangolazione di Guida, viene spinto, se la prende con Di Guida Diaz, anche se è stata evidente insomma la palla, la leggera spinta. Del Gaudio per Botosso e la chiusura clamorosa ancora una volta di Ferretti, clamorosa ancora Ferretti, che dice di no agli attaccanti della Came, nella fattispecie a Botosso, cosa che era già successa precedentemente. Stregata completamente la porta della formazione del Ciampino Futsal, che in tutti i modi, con un po' di fortuna, con un po' di bravura, riesce a mantenere il proprio vantaggio. Pressing altissimo, ancora una volta in difficoltà la fase difensiva, cioè quando si tratta di entrare in possesso di palla, Ciampino non riesce più ad uscire dalla propria metà campo. Ammonito Del Gaudio evidentemente per proteste. Mancano 10 minuti e 16 alla fine. Vediamo cosa succederà in questo ultimo quarto di partita. Rimanda tutti indietro Di Guida. Pallone messo in mezzo, ancora troppo lungo questa volta per Belsito, che lascia il campo. Time out richiesto dalla squadra ospite, e allora tramite la telecamera che è a bordo campo sentiamo cosa ha da dire Ivani. Lui sta rubando. Ma che facciamo? Giocare? Chi c'è giallo? Tranquillo. Guarda, io vado a mettere a Sutton di là adesso. João in mezzo, Ferro in mezzo, Spina qua e Spina là. Se c'è un dubbio, per favore, mettere la palla, mettere la palla a un laterale, no, ma non in diagonale perché c'è la rete e la palla poi prende veloce, così c'è tempo per ritornare. Magari è un buon piede fatto bene. Adesso no, già facciamo abbiamo palla nel mezzo. Sì, pensavo che teneva 10 minuti, troppo tempo. Queste le indicazioni da parte dell'allenatore del Ciampino Futsal. Il quintetto romano, attenzione perché c'è il portiere di movimento deciso da Ibanez, evidentemente in una situazione nella quale si è accorto che praticamente la palla rimaneva pochissimo tra i piedi
E intanto c'è questo tentativo con la porta che era vuota da parte della CAM, dicevo, con il fatto che sostanzialmente si è accorto che faceva fatica a tenere il possesso di palla, ha pensato di utilizzare power play. Attenzione, perché c'è la possibilità, la rete di Pigna a 9:46, e dal punto di vista tattico ha avuto ragione Ibanez. A 9:46 il pallone che arriva sui piedi del capitano e la palla che entra, e quindi il risultato è di 0-2. Clamorosa questa situazione tattica che si è andata a creare con l'ingresso in campo del portiere di Movimento. Non è stato gestito e capito bene evidentemente dalla squadra della Kame, che ha continuato a giocare come se nulla fosse, e intanto vediamo questa situazione nuova, vediamo se intanto Ibanez dice basta così, abbiamo già realizzato il secondo gol, siamo maggiormente protetti da un eventuale gol della Kame, perché ora sono 2 le reti di vantaggio. Dal punto di vista tattico Ibanez è stato spettacolare, come è importante questa parata da parte del portiere della Kame su Skinina, che d'esterno sinistro ha provato a sorprendere il portiere. Intanto rientra in campo ancora il portiere di Movimento per quanto riguarda la squadra del Ciampino Futsal, che sta mettendo in grosse difficoltà dal punto di vista tattico, quindi la Kame che sta cercando di alzarsi, sta lasciando sguarnita però la metà campo, e da questo punto di vista sta lavorando molto bene il Ciampino Futsal in questa fase della partita, che ha completamente cambiato grazie a questa pensata di Ibanez. Pigna. Skinina non mantiene il pallone in campo, quindi eccolo qui che esce Sutton, rientra Casassa, anche perché c'era il pericolo che al di là del fatto di prendere il gol potesse subire un altro fallo la squadra ospite. Già ne ha fatti 5, parte il sinistro di Turk, il pallone si alza sopra la traversa. Vediamo cosa si inventa a questo punto Silvio Roscia, se risponderà anche lui tra poco con l'utilizzo del portiere di Movimento, ma certamente è stata ottima la scelta tattica da parte della squadra ospite, in particolare del suo allenatore, che ha chiamato time out, ha dato le nuove indicazioni e si è riproposto e ha ottenuto subito il risultato. Pallone che arriva tra le mani del portiere, nonostante il tentativo sotto porta di intervenire da parte di Giappa, con l'intervento in anticipo provato, palla che finisce fuori. E dall'altra parte, attenzione, in velocità, la palla che viene fermata da Joao Sala, che era davanti alla porta. L'ennesimo pallone praticamente che viene bloccato senza portiere da un giocatore di Movimento anche durante la partita, senza che ci fosse il portiere di Movimento, era già accaduto. Giornata veramente no per gli attacchi della Kame, che ci sta riprovando. Dall'altra parte ottima l'interpretazione del match da parte del Ciampino Futsal. Giappa
è buono il pallone, era riuscito, pallone che trova i colleghi della carta stampata dall'altra parte. La postazione a loro dedicata alla parte opposta alla nostra. Sakon, Azzoni, Turk, si accentra il numero 8, il passaggio per Sakon, sbagliato completamente, palla che sta per uscire, attenzione, è stato determinante un fallo da parte dei giocatori della Camel, gli arbitri hanno bloccato tutto quanto, rientra Sutton con il portiere di movimento, Joao Sala si va a posizionare davanti alla porta, riceve il pallone, lo scarico per Pigna, la chiusura di Azzoni, attenzione Azzoni, pallone per Sakon, si era portato subito vicino alla porta Sutton, rientra Casassa a 6:43. Turk, Sakon, palla per Turk, facendo al compagno di portarsi in avanti, poi Azzoni, Azzoni chiude ogni spiraglio la difesa del Ciampino, Giappa, il pallone messo in mezzo ma non era stato pronto all'appuntamento Giappa per mettere il pallone in rete. 6 minuti e 21 al termine del match. Ricordiamo ancora una volta i falli commessi dal Ciampino sono 5. Lotta su questo pallone Botosso, poi se ne disinteressa, gli viene rubato Ferretti, attenzione, pericolosissima questa azione, infatti è così, il pallone che viene messo in porta da Pigna a 6:07, a 6:07 la doppietta di Pigna per il 0:3 e grandissima interpretazione della partita da parte della squadra ospite. Vediamo se sentiamo qualcuno. Prima cosa, in difesa Acqua, in difesa difendiamo 2-2. Quello che sono qua individuali, di uno fa il sacrificio di difendere a 2, va bene? Difende a 2. Tutti altri 3 individuali, va bene? Chiudo, centro, quando la palla viene qua, salto, palla tornare, salto già per rubare. Individuale, va bene ragazzi? Questo 3, uno con 2 e l'altro individuale. Perché di movimento, Lori va in mezzo, dobbiamo rischiare un po', però uno alla volta, va bene? Bacci, tu hai la posizione, non andare a Ed ecco qui che ovviamente a questo punto è la Came che decide di mettere in campo il portiere di movimento. Sino praticamente a metà della ripresa sembrava che la Came potesse trovare la via del pareggio, poi sono arrivate le 2 reti, la doppietta e Pigna, e quindi grande difficoltà per la Came, lo possiamo vedere anche adesso. Ed è anche un fattore mentale a questo punto per la squadra di casa, mentre ottimo l'atteggiamento che ha avuto il Ciampino Futsal nel momento in cui è arrivato l'input del portiere di movimento da utilizzare. La solita piramide di chi è in possesso palla col portiere in movimento, palla che viene recuperata dal portiere, attende qualche istante lungo il rilancio e l'anticipo di Guida sull'avversario che permette comunque al Ciampino Futsal di rimanere in zona d'attacco con questo corner a 5 minuti e 21
dal termine. Joao Sala mette fuori il pallone, no, l'arbitro dice che è tutto regolare. Rilancio, Turk mantiene il possesso di palla, Turk rallenta anche per consentire a Del Gaudio di entrare in campo. Turk, pallone in mezzo, la chiusura, attenzione, palla che viene calciata dai giocatori del Ciampino, che ora hanno la possibilità di avere come bersaglio facile la porta della Cam, essendo sguarnita. Turk, Del Gaudio, Turk, Del Gaudio, lenta la transizione del pallone, poi addirittura Giappa stava per perderlo. Sottotono un po' tutti i giocatori della Kame. Turk, Giappa, ancora pallone messo in mezzo, attenzione, e trova il gol del Gaudio, anche se forse c'è stato un ultimo tocco da parte di un giocatore del Ciampino. Rivediamo a 4:06. Vabbè, in qualche modo il pallone entra e quindi il risultato ora è di 1-3. Mancano 4 minuti al termine del match. Addirittura 3 giocatori della Kame non riescono a rubare il pallone al giocatore del Ciampino Futsal. Lungo il rilancio, Turk per Sakon, pallone messo in mezzo, alzato, e adesso c'è il portiere ancora di movimento messo in campo da Silvio Roscia con Giappa, Sakon, Turk di guida e Del Gaudio. Questi sono i 5 uomini ora in campo per quanto riguarda la Kame. Giappa, Del Gaudio, centralmente Giappa, laterale, Del Gaudio ora si è spostato dall'altra parte, pallone che va in mezzo, e ancora incredibile la risposta del portiere. È sicuramente il giocatore in più del Ciampino Futsal in questa partita. Del Gaudio, Turk, Del Gaudio, Giappa in mezzo, la chiusura, pallone che viene toccato 2 volte, se non vado errato, da Pina. Del Gaudio, Sakon, pallone in mezzo, attenzione al calcio del portiere che va direttamente a toccare il soffitto, di calcio provato da Mirko Casassa. Si riprende con Del Gaudio, il suo sinistro che si spegne sul fondo. Non abbiamo capito dove stia andando il portiere a portare a spasso il pallone. E la girata provata da Ferretti, buona la partita anche da parte del numero 11. Esce ancora il portiere, entra Del Gaudio, Turk a 2 minuti e 22 di guida. Del Gaudio, l'esterno della porta, la rimessa in fondo, dal fondo, e poi c'è stata la possibilità di questa girata di testa in velocità da parte del numero 20
Joao Sala, che con la porta vuota ha avuto l'opportunità di trovare la quarta marcatura che avrebbe chiuso sicuramente, certificata la vittoria del Ciampino Futsal, anche se comunque mancano 2 minuti al termine, sono 2 le lunghezze di vantaggio. Turk, parte il tiro, la carambola che favorisce la fase difensiva ancora degli aeroportuali. Turk, Sakon, pallone messo in mezzo e sul secondo palo accorce ancora di più le distanze del Gaudio. Doppietta per il giocatore della formazione trevigiana, 2-3 a 1 minuto e 35, e si riapre la partita. E fatalità, adesso il portiere di Movimento lo mette nuovamente Ibanez. Pallone che finisce alto, Botosso, attenzione, Giappa, la chiusura di Sutton, ottimamente la chiusura di Sutton a 1,19, è stata ottima la chiusura. Ancora qualche secondo per vedere chi uscirà vincitore o semmai ci sarà un pareggio in questa partita. Turk sbaglia tutto, l'aggancio del pallone non riuscito dalla numero 8, regala il possesso di palla alla formazione ospite, e dall'altra parte l'intervento di testa risolutivo di Riccardo Ditano, che però concede il possesso di palla alla formazione degli aeroportuali. Pina, pallone calciato alto, subito in velocità del Gaudio, sta per rientrare a 49 secondi dal termine. Del Gaudio, Sakon, centrale per Di Guida, Turk, ancora per Giappa, Di Guida, vediamo se c'è il tiro di Giappa, no, c'è quello di Guida, no, Sakon spara altissimo il pallone, riparte il tiro, attenzione, Giappa, parte il tiro, attraversa, clamorosa traversa di Giappa a 22 secondi dal termine, pazzesco, ecco il replay, il puntone e l'incrocio dei pali. Dobbiamo dire che quest'oggi, senza nulla togliere alla bravura ovviamente tattica che si è avuta in questa partita da parte del Ciampino, un po' di fortuna l'ha avuta, viceversa la Came è stata un po' sfortunata. Ultimo tentativo, mancano pochissimi secondi, parte il tiro, Giappa sicuramente ha avuto l'occasione d'oro per portare a casa almeno un punto per la Came, che sta per subire ancora una sconfitta. A 3 secondi dal termine si è già alzato in piedi la panchina della formazione ospite, che è pronta a festeggiare questo successo lontano dal proprio pubblico, ma c'è l'ultimo tentativo da parte della formazione di casa che alla disperata si porta tutta in avanti. Sakon vicino alla porta, parte il tiro. Sono trascorsi con questa situazione 2 secondi, 1,04. Vediamo se ci sarà il tivo di Del Gaudio, credo proprio di sì. Parte niente da fare e arriva la vittoria, il pallone che non arriva tra i piedi di Giappa, e il Ciampino Futsal riesce a portare a casa un'importantissima vittoria
in trasferta, gli abbracci da parte dei giocatori aeroportuali che hanno capitalizzato al meglio questa partita, l'insoddisfazione in casa della Kame, che dopo aver subito la sconfitta mercoledì scorso esce a testa bassa anche in questa partita con la vittoria del Ciampino Futsal per 3-2. Diaz, dopo 9 minuti e 55 secondi del primo tempo, il primo gol a 9 minuti e 44 e a 6:07 dal termine del match. Pina dal 0-1 al 0-3, a 4:06 dal termine c'è stato il primo gol di Del Gaudio, 1-3, e poi ancora Del Gaudio per il 2-3 a 1:35, e poi è stata clamorosa la traversa, quasi l'incrocio dei pali trovato dal tiro di Giappa. Sfortunata partita da parte della Kame, grande felicità, grande gioia, grande soddisfazione per quanto riguarda la squadra del Ciampino Futsal, che ora vediamo se avremo la possibilità di sentire qualcuno dei protagonisti, partendo proprio dall'allenatore della formazione ospite. Già vediamo se Beatrice Maier va a richiamare qualcuno, è in attesa di qualche ospite, quindi una partita che vi dicevo sostanzialmente è stata decisa dal punto di vista tattico da Ibanez quando ha deciso di mettere il portiere di movimento. Andiamo a vedere anche un po' i risultati dagli altri campi, anche se si sta avvicinando Ibanez alla nostra postazione delle interviste. Allora, per quanto riguarda i risultati dagli altri campi, abbiamo che Pesaro, come sapete, ha perso contro il Sandro Batte per 4-1, l'Olympus Roma L84 4-2, Mantova addirittura 10 rete contro l'Olimpia Verona, e quindi questa è la situazione per quanto riguarda i risultati della sesta giornata. Si giocherà questa sera anche Ferdi Eboli, Eco City e Genzano, e poi domani Meta Catania Fortitudo Pomezia, e sempre domani alle ore 19 però Active Network Sporting Sala. Intanto vediamo se abbiamo l'opportunità di sentire qualcuno. Non arriva in postazione ancora nessuno, vediamo. Intanto stanno dando ancora indicazioni ai propri giocatori, il tecnico della squadra ospite. Vediamo se abbiamo la possibilità appunto di sentire Ibanez in questo istante. Allora linea Beatrice. Qui dal Palacicogna siamo con coach Daniel Ibanez del Ciampino Futsal. Allora coach, pareva una partita riaperta nel finale, comunque questa vittoria sicuramente ha portato ossigeno per la classifica e anche per il morale, che dice? Penso che è più per la morale, perché la classifica stiamo tutti insieme, è un anno troppo difficile per una squadra come la nostra che deve lottare tutte le partite e è difficile, ma oggi penso che sono 3 punti importantissimi perché qua è un campo difficilissimo e per noi oggi è un'allegria poter ritornare da casa con 3 punti. E
stato un match dai due volti, nel senso che una rete nel primo tempo in cui comunque si sono viste tante occasioni, poi nel secondo molte più marcature. Lei che dice? Sì, no, io penso che è una partita aperta, no? Noi abbiamo andato 1-0, ma alla fine loro hanno calciato troppo volte alla porta la prima volta, dopo la seconda parte hanno fatto bene. È vero che noi oggi abbiamo fatto la difesa bene, e il portiere in movimento nostro lo abbiamo fatto bene, e penso che così, se noi seguiamo così, possiamo vincere una che altra partita e non stare soffrendo tutta la notte. È stata una partita anche molto nervosa, lo dimostrano i numerosi cartellini gialli. Io penso che no, penso che la partita è stata bene, ma c'è cosa che noi non possiamo controllare, no? C'è cosa che non controlliamo noi. Io solo devo stare con il pensiero nella mia squadra e come ti ho detto prima, no? Oggi abbiamo fatto bene. Grazie coach. Grazie coach. Sicuramente hanno fatto molto bene per quanto riguarda il risultato. Ora sentiamo Silvio Roscia cosa ha da dire su questa sconfitta. Nuovamente qui in diretta dal Palaciconia siamo con coach Silvio Roscia della CAM Treviso. Coach, allora ne parlavamo anche col suo collega della Ciampino Futsal, pareva che si fosse riaperta la partita nel finale con la doppietta di Pacchi del Gaudio. Che cosa è mancato, senza nulla togliere ovviamente agli avversari? Prima di parlare degli ultimi minuti, penso che abbiamo giocato 3/4 di partita prima di fare il portiere in movimento. Una partita molto equilibrata dove si è visto la differenza nelle due porte. Noi abbiamo avuto tantissime occasioni e noi abbiamo segnato mentre loro arrivavano e segnavano, quindi lì ha condizionato un poco la partita. Per me è stata una partita dove non ha avuto una squadra superiore all'altra, tutte e due squadre hanno giocato secondo me alla pari. Lo unico che, come dico, le due porte hanno stato loro più non fortunati, hanno stato con più qualità di noi all'ora di segnare, però questo entra dentro della partita, come dico sempre, le due porte alla che fanno i risultati, e oggi purtroppo per noi era una partita importantissima, una partita fondamentale. Veniamo di una brutta sconfitta, giochiamo in casa, se un rivale che era come noi in classifica, con punti come noi, quindi era una partita di 6 punti, 3 che hanno vinto loro e 3 che mi hanno tolto, quindi dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare numero con il gioco che abbiamo fatto. I ragazzi hanno dato tutto, come sempre, abbiamo provato di tutte le forme. Dopo viene la seconda partita, che è la partita con portiere in movimento, dove abbiamo avuto una piccola possibilità di riaprirla e di almeno andare via di qua oggi con un pareggio, però il calcio a 5 è così, no? È così, con il portiere in movimento sapete che può succedere di tutto. Abbiamo fatto anche bene il portiere in movimento, però non è stato sufficiente per poter rimontare la partita. Sono dispiaciuto, però non arrabbiato, dispiaciuto perché non siamo riusciti a prendere i punti che serviva per noi, a dare la svolta della partita di mercoledì, no? Però dobbiamo continuare lavorando, dobbiamo continuare con fiducia, dobbiamo continuare con la testa alta, perché noi dobbiamo pensare che sarà un campionato duro, però che anche noi possiamo dire la nostra. Non era certo la reazione quindi che è mancata della sua squadra, piuttosto un po' di cinismo, in senso sportivo ovviamente. Secondo me non solo nella reazione, anche in 40 minuti è mancato questo cinismo, no? Ha mancato un po' di... negli ultimi metri ci è mancato, no? Abbiamo fatto secondo me una partita intensa, una partita con certi momenti anche di qualità, però non ha bastato perché manca il cinismo negli ultimi metri, manca la qualità, cinismo, dipende, chiamate come volete, per negli ultimi metri non abbiamo fatto il numero che serviva per noi per arrivare alla fine della partita con un risultato almeno dentro della partita. Con il 3-0 già è rischiare tutto, penso che con il 3-0 abbiamo avuto anche una minima possibilità, però è così, ripeto, dispiaciuto tanto, però non arrabbiato. Penso che i ragazzi hanno dato tutto, e quando un giocatore dà il massimo non posso essere arrabbiato, no? Grazie coach.
serata. Bene, ringraziamo Beatrice Maier, come di consueto, che va a carpire, a sentire quelli che sono i momenti del post partita, in particolare dei due allenatori. E davvero tutto, quindi da parte nostra, da Andrea Martucci che vi ha commentato questo match, e da Italo Morao in regia, un buon proseguimento di serata.